Buongiorno, ben trovati, buon sabato telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Entriamo in diretta anche oggi per aggiornarvi su tutti i fronti della cronaca, dell'attualità e della politica. Tanti fatti che ci porteranno in tutto il Veneto. Andremo fra pochissimo a Ponte nelle Alpi per la violentissima lite che c'è stata ieri sera tra due vicini di casa, con un uomo, un 54enne, che è morto. Un episodio ancora da chiarire e sul quale chiaramente vi daremo tutti gli aggiornamenti del caso. Tanta la cronaca che ci porterà anche nel Padovano. C'è un anziano rapinato, ma ci sono anche delle buone notizie. Poi oggi è la giornata della Dunata Triveneta, che entra nel vivo a Conegliano con 2 giorni da tutto esaurito. Ci collegheremo ovviamente con il nostro Lucio Zanato per raccontarvi questa giornata, questo fine settimana alpino. Chiaramente con Lucio Zanato vi daremo tutte le indicazioni del caso e vi ricordo che dalle 13:30, quindi finita questa prima edizione, ci sarà una lunghissima maratona alpina proprio qui su Antenna 3, quindi rimanete con noi. Però appunto prima c'è la cronaca, tanti fatti, vi dicevo alcuni, ve li ho già anticipati, su tutti la tragedia in superstrada pedemontana veneta con la morte del giovane Filippo Piccolotto di Asolo, 20 anni appena. Sullo scontro indaga la polizia stradale di Bassano del Grappa con i colleghi di Vicenza, Asolo e Maser, dove la famiglia Piccolotto viveva ed è molto nota. Sono letteralmente sotto shock. Aveva solo 20 anni Filippo Piccolotto, il giovane morto nell'incidente avvenuto lungo la pedemontana veneta all'altezza del casello di Riese Pio X in direzione al Tivole. Il ragazzo viaggiava su una delle 2 auto entrate in collisione poco prima delle 18 per cause ancora in corso di accertamento. Uno scontro tragico, fatale, con i veicoli che dopo l'impatto proseguono la loro traiettoria. Una delle vetture finisce contro il muro che delimita la careggiata, l'altra auto, un SUV di colore scuro, si rovescia su un fianco. L'incidente sotto uno dei ponti che attraversano la superstrada che collega la Marca al Vicentino. È qui che si concentrano i soccorsi, arrivano le ambulanze del SUEM 118 e l'elicottero di Treviso Emergenza, in supporto i vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco Veneto che estraggono i corpi dalle lamiere, mentre per Filippo Piccolotto non c'è più nulla da fare, inutile ogni tentativo disperato di salvarlo. Un 60enne viene portato all'ospedale di Montebelluna in codice rosso. Il tratto di pedemontana viene così chiuso per permettere i rilievi di legge affidati alla polizia stradale di Bassano, supportata dai colleghi di Vicenza. Originario di Asolo, Filippo viveva da qualche tempo con la famiglia Maser nella frazione di Crespignaga. Dopo aver frequentato l'istituto Cavanis di Possagno si era iscritto all'università, ma aveva poi iniziato a lavorare nell'azienda tessile Maeba a Fossalunga di Vedelago, fondata dalla famiglia materna. Il padre Ivan lavora nell'agenzia immobiliare di famiglia ad Asolo, in queste ore chiusa per lutto. La famiglia è conosciutissima e da anni vive e lavora ad Asolo, quindi sono molto conosciuti, insomma. E la tragedia è stata immensa sia per la famiglia che per la comunità, perché un giovane così è chiaro che rappresenta un dolore immenso per la famiglia ma anche per noi come comunità. E senta sindaco, lei ha sentito i familiari, ha sentito il papà? Io vado a trovarli personalmente domani mattina. Filippo aveva una grande passione anche per il calcio, sport che aveva praticato in passato nella Luparense, un ragazzo che amava il tempo libero e stare con gli amici, che ora si stringono in un grande abbraccio. Ed è sotto shock anche la comunità di Ponte nelle Alpi. Ieri sera un fatto ancora tutto da chiarire, con la morte di un uomo di 54 anni, Fabrizio Poncato. Questa è la zona esatta, siamo nella frazione di Socchera, proprio a Ponte nelle Alpi. Una lite tra vicini culminata con la morte appunto di Fabrizio Poncato, 54 anni, che è caduto e ha sbattuto la testa. L'unica certezza
al momento è questa, cioè che l'uomo al culmine di questa lite è caduto e ha sbattuto la testa, lo ripeto, perché altre ipotesi al momento non si possono fare. Su questo fatto indagano i carabinieri, al momento non ci sarebbero arresti né accuse specifiche. Sul posto ieri sera in tarda serata sono arrivati non solo i carabinieri ma anche e innanzitutto gli uomini, gli operatori del SUEM 118. I soccorsi sono stati tempestivi, ma l'uomo sarebbe morto praticamente sul colpo. Vi rimostriamo Tony le immagini appunto di Ponte nelle Alpi, perché appunto attorno a questa via, attorno ai dissidi tra questi vicini di casa si concentrano gli inquirenti proprio in queste ore. La notizia chiaramente ha sconvolto l'intera comunità, non solo di Soccer ma di Ponte nelle Alpi. Tutte le ipotesi sono aperte, da capire quindi se si sia trattato di una caduta accidentale oppure no. Sul posto per noi ci sono Fabio Fioravanti e Stefano Bozzi. Questa sera saremo in grado anche di farvi sentire delle testimonianze dirette. So che Fabio Fioravanti è riuscito anche a sentire dei parenti delle persone coinvolte, quindi chiaramente un quadro che sarà delineato di ora in ora. Come deve delinearsi un altro quadro, quello che ha portato alla morte del 58enne albanese ucciso nelle campagne di Fontaniva. Siamo in provincia di Padova, da un colpo di pistola alla testa. In queste ore l'autopsia. Dall'autopsia sul corpo di Fatos Cenay si attendono risposte importanti per comporre i tasselli del puzzle della morte del 58enne albanese freddato con un colpo di pistola in testa domenica mattina mentre stava andando a lavoro in una fattoria nelle campagne di Fontaniva. L'esame, che verrà effettuato oggi pomeriggio dopo l'incarico affidato dal pubblico ministero, dovrà chiarire le cause della morte dell'ex guardia penitenziaria, delineando i danni provocati dal proiettile, cercando di stabilirne il calibro, visto che sul luogo del delitto non è stato ritrovato il bossolo. Fatos Cenay è morto in ospedale dopo 3 giorni di agonia. Il proiettile lo ha colpito vicino all'orecchio ed è uscito dalla tempia. Ancora mistero sul movente. I carabinieri non escludono nessuna pista, dall'agguato allo sparo accidentale. La famiglia dell'uomo però da giorni vive nella paura. Fatos Cenay si era trasferito da un paio di anni in Italia dall'Albania per raggiungere la moglie e la figlia che vivono a Fontaniva. Nel suo paese per tutta la vita aveva fatto l'agente della polizia penitenziaria. Veniamo a un caso di cronaca che affonda nei decenni. Non c'è nessun colpevole per il delitto di Matteo Toffanin, il 23enne padovano freddato nel maggio del 1992 in un agguato nel quartiere Guizza di Padova per uno scambio di persona. La sua auto era identica a quella di un boss della Mala del Brenta, vero obiettivo del killer. Il giudice, per le indagini preliminari su richiesta del pubblico ministero, ha archiviato la seconda indagine sul delitto, partita dopo alcune intercettazioni raccolte in carcere tra alcuni affiliati all'organizzazione criminale. Matteo Toffanin è stato freddato da 2 sicari della banda Maniero convinti di fare fuoco contro Marino Bonaldo, altro esponente della malavita organizzata. Era stato proprio il boss Felice Maniero nel 2023 a fare i nomi dei presunti killer Favaretto e Batacchi, ma le indagini non hanno portato a nulla di concreto. La notte in cui è stato ucciso Toffanin stava accompagnando a casa la fidanzata che abitava vicino alla casa di Bonaldo. Il vero obiettivo è che aveva una macchina identica a quella del 23enne, una tragica coincidenza. La cronaca ci porta adesso a Vicenza, dove è stato arrestato dai carabinieri un uomo domiciliato a Padova accusato di essere il responsabile di violenza sessuale nei confronti di una sedicenne. Un incontro romantico, che doveva essere romantico, avvenuto il 13 maggio scorso, finito però in un incubo, in una violenza vera e propria.
Si trova ora rinchiuso nel carcere Due Palazzi di Padova. Un 24enne è ritenuto il presunto violentatore di una minorenne a Vicenza il 30 maggio scorso. I due, che si erano conosciuti da poco, si erano appartati nella zona del Park Fogazzaro, in un edificio abbandonato. La situazione romantica si sarebbe però poi trasformata in violenza, a cui la sedicenne si era opposta, riuscendo a fuggire e a dare l'allarme. Ad effettuare le prime indagini i carabinieri di Vicenza, che si sono avvalsi anche delle riprese video del sistema di videosorveglianza. Sicuramente i carabinieri di Vicenza hanno profuso il massimo impegno per arrivare in tempi rapidi a dare un volto e un nome al presunto autore di questa violenza, quindi di individuarlo e arrestarlo. È chiaro che all'azione incisiva di controllo del territorio deve sempre seguire un'attività di contrasto dei reati ferma e concreta. Il ragazzo accusato di violenza sessuale aggravata è un cittadino italiano originario dell'Angola, domiciliato a Padova, ma di fatto senza fissa dimora. Avrebbe conosciuto la ragazzina in un locale notturno patavino un mese fa circa. Grazie alle descrizioni fornite dalla sedicenne e dai testimoni nell'immediatezza della violenza, i militari dell'Arma sono riusciti a bloccare il presunto violentatore nella stazione di Padova e dare esecuzione così all'ordinanza del GIP del Tribunale di Vicenza. In queste attività le informazioni che noi riceviamo nell'immediatezza circa l'aspetto fisico, nonché la fascia d'età o anche il comportamento stesso di una persona che potrebbe ovviamente risultare sospetta ai passanti è stato ovviamente fondamentale, perché in questo caso specifico il testimone è riuscito a darci le informazioni che poi ci hanno ovviamente fatto convergere su un determinato tipo di persona. Ritorniamo nel Padovano per una buona notizia. Dopo 12 anni arriva il lieto fine infatti per Andrea Tonello, il papà di Vigonza, a cui la moglie aveva rapito la figlia portandola in Ungheria. Chantal è stata ritrovata dalla polizia, arrestata la madre. Un attimo solo, forse non abbiamo ancora pronto il servizio. Allora rimaniamo nel Padovano per una rapina. Rapinano e picchiano un anziano in casa a Monselice. Sono stati arrestati 2 giovani. Non solo lo hanno derubato, ma sono anche tornati per picchiarlo e aggredirlo. I carabinieri di Monselice hanno arrestato 2 tunisini di 25 e 20 anni ritenuti responsabili di rapina, lesioni e danneggiamento in concorso ai danni di un anziano residente nella zona di Monselice. Lo scorso 26 maggio i 2 stranieri erano entrati in casa della vittima per rubare l'autovettura parcheggiata nel cortile. Il giorno dopo, non paghi, erano tornati sul posto, lo hanno derubato del televisore, lo hanno aggredito con calci e pugni al volto, minacciandolo di morte e di violente retorsioni perché aveva denunciato il furto dell'auto. Il 20enne tunisino, a cui era stato imposto l'obbligo di dimora, infatti aveva violato il provvedimento per compiere la spedizione punitiva nei confronti dell'anziano. Il 25enne complice è stato accusato di atti persecutori e porto abusivo di arma perché nei giorni successivi, insieme con altre persone, si era ripresentato nell'abitazione della vittima minacciandolo con un coltello. L'incendio, la tragedia sfiorata di Jesolo, come sapete si sta anche battendo la pista del dolo e sono tanti i residenti di via Levantina ancora sconvolti. Li ha incontrati per noi Ilaria Marchiori. Ho sentito un'esplosione e dopo poco fiamme. Ha avuto paura? Per loro sì. A me ha dato un'impressione che ci fosse stato un incidente, perché ho sentito come schiacciare delle lamiere e poi subito dopo un gran botto, ma il botto non è stato uno solo, sono stati più di uno e poi sono arrivati i pompieri e anche quando erano quei pompieri ci sono stati diversi botti. Sconvolgente? Sconvolgente, io sono ancora presa dall'accaduto. Tanti urlavano, dicevano uscite fuori, andate via, però le fiamme erano alte, molto alte. Poi per fortuna sono arrivati i pompieri, hanno domato il fuoco, hanno messo la scala e solo un po' alla volta sono riusciti a portarli in salvo tutti quanti. E l'esplosione è partita da dietro, che era lei e mia figlia,
Beh, è venuto a chiamarmi di cosa, papà, guarda che è successo, si stava prendendo fuoco, ma il fuoco era leggermente, era neanche 1 metro, nel giro di 1 minuto si è propagato, una seconda esplosione e poi è iniziato, in 3-4 minuti è arrivato proprio, 5 minuti era proprio preso il fuoco tutto qua. Il panico era appunto che questi ragazzi, una quindicina, erano tutti sopra, bloccati. Ho paura, poveri. E mi facevano pena. Non ho mai visto un disastro così. Così dunque a Jesolo, dove si continua a indagare per questo rogo, per queste fiamme, e appunto non si esclude, gli inquirenti non si sentono di escludere il dolo. Noi adesso apriamo una pagina dedicata ai furti, lo facciamo molto spesso purtroppo, e ci muoviamo adesso tra Albaredo, di Vedelago e di Morgano. Nelle sere scorse, nel corso dei nostri telegiornali, vi abbiamo aggiornato più volte sulle razzie che stanno colpendo la zona. Ebbene, Nicola Marcato è riuscito a parlare con alcune delle vittime. Ci sono anche dei video molto significativi e inquietanti. Noi eravamo tutti quanti in camera che stavamo dormendo, suona l'allarme e vado di sopra, guardo fuori e vedo 2 persone. Travisate in volto almeno 2 persone immortalate dalle telecamere di videosorveglianza. Nuovo episodio di criminalità mercoledì sera attorno alle 23:20 nella zona di Badoere, frazione di Morgano. I ladri sono tornati a colpire in via Zeriolo, la stessa strada dove un paio di settimane fa avevano già messo a segno un colpo particolarmente violento. In quell'occasione avevano aggredito brutalmente un uomo e suo figlio, sorpresi mentre tentavano di fermarli all'interno dell'abitazione della madre, una donna di 73 anni. Mariella Micheletto ricorda ancora con angoscia quei momenti quando si era trovata faccia a faccia con i ladri. Quella di mercoledì non è stata un'azione isolata. Almeno 2 abitazioni sono state colpite con successo, ma diversi tentativi sarebbero avvenuti anche nelle vicinanze. In alcuni casi i malviventi si sono limitati a un sopralluogo in cortile, forse per studiare gli accessi. A dimostrarlo ci sono le immagini registrate dalle videocamere di sorveglianza privata di Giovanni. Tempestivamente cosa ho fatto? Ho chiamato i carabinieri, sono arrivati subito, l'unica cosa è che loro erano già andati via, sul tempo di 9 minuti non c'era più nessuno. Attimi di terrore anche ad Albaredo, dove 3 uomini incappucciati hanno tentato di introdursi in una villetta attorno alle 11:30 del mattino dopo. Un colpo pianificato in pieno giorno, con i malviventi arrivati a bordo di un'auto beige parcheggiata proprio davanti all'abitazione. Dopo aver suonato il campanello, con tutta probabilità per accertarsi che la casa fosse vuota, i malviventi hanno forzato con un piede di porco sia il cancello che l'ingresso principale. Colta di sorpresa, la 60enne padrona di casa è rimasta paralizzata dalla paura. La vittima non è riuscita né a urlare né a chiamare aiuto. È fuggita al piano superiore, dove ha cercato rifugio sul poggiolo. È stato il suo tentativo disperato di segnalare la presenza dei ladri che ha fatto scattare la fuga dei 3, subito risaliti sull'auto con cui erano arrivati. Sempre furti, andiamo nella zona di Udine con bambini che rubano tra gli scaffali. Mamma e altri 2 parenti sono stati denunciati e condannati. Si è chiuso con 3 condanne il processo per un furto al negozio Epicasa nel centro commerciale Terminal Nord avvenuto nel 2022 ad Udine. Era il 18 novembre quando dagli scaffali del negozio era stata prelevata merce per un totale di quasi 600 euro. Tra gli oggetti messi nel carrello della spesa, senza tuttavia passare dalla cassa per pagare il conto, c'erano anche addobbi natalizi, oltre a svariati prodotti per l'igiene personale. Il particolare di questo furto è che a metterlo a segno erano stati dei bambini. Scoperti e fermati all'uscita, si erano presentati alla cassa 3 adulti, uno dei quali genitore dei bambini, con l'intento, secondo quanto riferito in aula dall'avvocato difensore Pier Giorgio Bertoli nella sua arringa, di pagare il conto e chiudere lì la questione. Ma gli addetti del supermercato avevano deciso di sporgere denuncia nei loro confronti. Si tratta di 3 persone imparentate tra loro, Giovanni Gigiola e Miriam Udorovic, quest'ultima mamma dei bambini, rispettivamente di 58, 60 e 33 anni. Udorovic sono comparsi davanti al giudice monocratico del Tribunale di Udine, Matteo Carlisi, che ha inflitto a Giovanni e Gigiola 2 anni di reclusione e 1.000 euro di multa, mentre a Miriam 1 anno di reclusione con pena sospesa e 350 euro di multa.
E la battaglia tutta trevigiana contro la piaga dei furti arriva a Roma, infatti sarà ricevuto il 2 luglio dal sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari Cristian Demma, presidente dell'associazione trevigiana Furti in Corso. Alla fine ieri poi è venuta fuori proprio la sorpresa che sono stato chiamato dalla segreteria del Ministero di Grazia e Giustizia e ho trovato il modo di avere un appuntamento a Roma, finalmente, il 2 luglio a 12:30 al Ministero. Dopo numerose lettere inviate al Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, senza mai ricevere risposta, Cristian Demma, presidente dell'associazione Furti in Corso, ha deciso di rivolgersi direttamente alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. La sua richiesta ha finalmente ottenuto riscontro. Il prossimo 2 luglio alle ore 12:30 sarà ricevuto dal senatore Andrea Ostellari, sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia. Sul tavolo dell'incontro ci saranno diversi temi rilevanti. L'associazione Furti in Corso, che oggi conta oltre 20.000 iscritti, intende presentare una richiesta chiara e urgente: l'inasprimento delle pene per reati come i furti in abitazioni private e in esercizi commerciali. Quello più anche la situazione che c'è ad oggi del malcontento, della paura che c'è nel cittadino, magari qualche sportello di ascolto, perché come diciamo sempre c'è anche il post furto che viene sempre ignorato. Quindi diciamo ce n'è da parlare e sono contento che riusciremo finalmente forse a trovare qualcosa, il nocciolo del discorso. Cristian Demma torna quindi a sollecitare un intervento da parte del governo per promuovere una modifica dell'attuale quadro normativo con l'obiettivo di garantire maggiore certezza della pena, una misura ritenuta necessaria per contrastare la crescente percezione di impunità e l'effettiva depenalizzazione di questi reati che danneggiano profondamente cittadini e imprenditori. Fiduciosi, sempre fiduciosi, se no non saremmo arrivati fino a Roma dopo tutti questi anni, quindi sì, direi che perseverare in questo caso è servito a qualcosa. Torniamo sulla tragedia in montagna di ieri in Val di Zoldo, dove a perdere la vita è stata una 72enne di Venezia, Maria Straniero, conosciuta da tutti come Mabi, una tragedia che sconvolge residenti ma anche i tanti colleghi della donna. Ci racconta tutto, è collegato il nostro Lorenzo Maier. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno Cristian, a te e ai nostri telespettatori di Antenna 3. Dicevi giustamente una grande tragedia, quella che si è materializzata ieri nel tardo pomeriggio. Maria Straniero è originaria del Lido, negli ultimi anni viveva a Mestre, ma qui a Lido ha lasciato un segno profondissimo. L'ambiente accademico tutto lo ricorda, perché inoltre Maria Straniero è di un notissimo e celebre professore di chimica dell'Università di Ca' Foscari, il professor Moretti, e sua figlia Elisa Moretti è anche lei docente di chimica sempre a Ca' Foscari, quindi una famiglia profondamente legata all'ambiente universitario. La notizia della sua morte è arrivata come davvero un fulmine a ciel sereno inaspettato. Stava trascorrendo qualche giorno di vacanza insieme al marito e tutti quelli che abbiamo avvicinato ieri, ex colleghi di Ca' Foscari, perché la donna era in pensione da 5-6 anni, ne hanno parlato di lei come una servitrice nel senso nobile del termine dell'università, del mondo giovanile. Lei era una funzionaria del settore amministrativo. In questo ruolo si è sempre impegnata per risolvere i 1000 problemi e più burocratici che possono avere gli studenti. Aveva un forte legame con Venezia e con il territorio. Grazie davvero Lorenzo Maier, in diretta dal Lido di Venezia, comunità sconvolta per questa tragedia in montagna. È costata la vita a Maria Straniero, 72 anni. Grazie Lorenzo Maier. Noi ritorniamo alla cronaca, ce n'è davvero tanta anche oggi, tanti i fatti da tutto il nord-est. Torniamo fra pochissimo, ma non possiamo non aprire una finestra su Conegliano che diventerà per 2 giorni il centro del Veneto, del nord-est. Ormai siamo al via, entra nel vivo la Dunata Triveneta degli Alpini. Da Conegliano Lucio Zanato con Renato Capoia. Buongiorno davvero Lucio.
Buongiorno Cristian, come vedi Renato sta facendo vedere il tricolore perché questa mattina alle 10 c'è stata l'alzabandiera ufficiale, quindi secondo evento ufficiale di questo raduno del terzo raggruppamento a Conegliano. Ieri sera c'è stato il concerto in Duomo con un grande successo sia in presenza ma anche dei nostri telespettatori. Devo ringraziare tutti i telespettatori che ieri sera in tantissimi si sono sintonizzati e hanno seguito sia il coro Bedeschi che i congedati della Tridentina. Allora a questo punto, come vedete, alpini ce ne sono a volontà. Intanto farei vedere un attimo le immagini dell'alzabandiera, proprio perché anche questa è una delle cerimonie toccanti, mentre poi nel corso del pomeriggio dalle 13:30 riproporremo tutta la cerimonia in integrale, come si dice, proprio per farvi vivere sin dai primi momenti le ufficialità del raduno. Ma sono con, come vedete, alpini, forse anche qualche artigliere, a parte me. No, tutti alpini, e vabbè, finisce così. Allora parlo con uno degli alpini che arriva da Udine. Intanto il suo nome e il suo cognome? Andrea Canolac, sono mezzo veneto. E mezzo friulano. Sì, mezzo friulano. E quest'anno, come ogni anno, noi altri Veneto ci troviamo, noi del primo 88 della Val Tagliamento del DIN di Tolmezzo, ci troviamo ogni anno. Quest'anno siamo in pochi. E dopo 36 anni ho ritrovato il mio caporale dei fucilieri, che proprio abita qua vicino, a Due Isolati. Ecco, perché venire a un raduno triveneto rispetto ad esempio a una nazionale? Io ho fatto quasi tutti i raduni nazionali, a parte 3-4 per lutti e malattie, però all'ANA, diciamo quelli nazionali, si trova poca gente. Al Triveneto trovi il succo. Trovi tutti i fra. La polenta, il frico, quella vera. Io vengo da vicino Gemona, quindi l'anno prossimo vi aspetto tutti in grande massa come sempre. Un saluto agli alpini. E soprattutto se c'è qualcun altro del? Primo 88 Val Tagliamento. Allora l'appuntamento è qui, Scalinata degli Alpini, sì. E magari questa sera. Cosa importante, programmazione di Antenna 3, 13:30 dicevamo, oggi pomeriggio, grande pomeriggio alpino con tutto in diretta, a parte appunto la riproposizione dell'alzabandiera, della cerimonia dell'alzabandiera. Poi avremo i collegamenti per i telegiornali, poi dalle 20:30 cominceremo la serata alpina, andremo in giro per le piazze lungo le vie a incontrare persone e alpini come loro, a sentire i cori e a sentire anche le fanfare. E attenzione, dalle 23 fanfare e cori si troveranno qui nella Scalinata degli Alpini e seguiremo un evento unico, ovvero tutte le fanfare e tutti i cori che canteranno insieme l'Inno d'Italia. Quindi gran finale verso mezzanotte, speriamo che ci siate anche voi, che non vi disperdeate magari dietro a qualche gonnella. Detto questo, per il momento linea allo studio, ci risentiamo più tardi verso le 13. Lucio, grazie davvero a te, Renato Capoi e ai tuoi ospiti. Allora, dalle 13:30, quindi subito dopo questa prima edizione, un intero pomeriggio alpino con Lucio Zanato tra gli altri, tanti colleghi che stanno arrivando a Conegliano per raccontarvi questa 2 giorni alpina. Quindi 13:30 pomeriggio alpino, poi i telegiornali della sera dalle 18:30, subito dopo i TG, la serata di festa di Conegliano con il gran finale che Lucio Zanato vi ha preannunciato, il coro, i cori dalla Scalinata degli Alpini iconica della città del Cima. Noi ritorniamo alla cronaca, dopo ritorneremo chiaramente anche a Conegliano, ritorniamo nel Padovano. Voleva rilassarsi trascorrendo un momento di relax lungo le rive del fiume Fratta, Merlara, invece è stato ritrovato cadavere in acqua e avvolta ancora nel mistero la morte di un giovane imprenditore edile egiziano, Abdellah Abulala, ripescato giovedì sera dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco a 15 metri di distanza da dove aveva lasciato i suoi effetti personali. I carabinieri escludono la morte violenta, sul corpo non ci sono segni. Il giovane potrebbe essere accidentalmente caduto in acqua, potrebbe essere annegato dopo un tuffo. Ciabatte, indumenti, portafogli e un paio di bottiglie di birra sono state trovate a riva e notate da alcuni passanti che hanno dato l'allarme, attivando immediatamente i soccorsi. Per il giovane però non c'era più nulla da fare. Spacciato per disinfettante, maxi sequestro di alcol etilico, fermato dalla Guardia di Finanza di Treviso un autoarticolato, 3 i denunciati.
Fermato un autoarticolato proveniente dalla Polonia. Ad intercettarlo all'altezza del casello autostradale di Roncade la Guardia di Finanza di Treviso. Il mezzo pesante era carico di 24.000 litri di alcol etilico spacciato per disinfettante. Il prodotto è stato sequestrato mentre 3 persone, 2 di nazionalità polacca e un italiano di Reggio Calabria, sono state denunciate per contrabbando. Le indagini avviate hanno permesso di accertare che lo stesso mezzo aveva già effettuato ulteriori 3 consegne illecite di alcol etilico di contrabbando per un totale di 72.000 litri nelle province di Bari, Napoli e Reggio Calabria. Il prodotto era scortato da falsa documentazione che lo classificava come liquido disinfettante per eludere i controlli della finanza. I reati contestati ai 3 indagati sono la sottrazione dell'accertamento e al pagamento dell'accisa quantificata in 225.000 euro, nonché l'irregolarità nella circolazione di prodotti sottoposti ad accisa. L'alcol etilico sarebbe stato verosimilmente utilizzato per produrre illegalmente all'interno di laboratori clandestini bevande alcoliche come whisky, grappe e liquori. Il TAR di Trieste conferma il DASPO a carico di un tifoso del Venezia, espose uno striscione ritenuto provocatorio. Sperava di vedersi annullare il DASPO di 3 anni e tornare allo stadio a seguire le partite del suo Venezia, ma il TAR ha solo parzialmente accolto la tesi dei suoi avvocati, ordinando al questore di Udine di rivedere la durata del provvedimento di interdizione dalle manifestazioni sportive, che rimane valido. Il tifoso neroverde si era beccato il DASPO in Friuli per aver esposto uno striscione allo stadio durante la partita Udinese-Venezia del 1 febbraio 2024, la gara dell'assalto dei tifosi bianconeri al treno degli ospiti con blocco del convoglio a Basiliano, uso di fumogeni sui binari e Sassaiola. Lo striscione è stato ritenuto provocatorio nei confronti dei tifosi dell'Udinese e dunque, secondo la questura, avrebbe innescato i disordini di Basiliano. Vi era scritto 30-10 Friulano in vetrina, 13 maggio Puna offender. Il riferimento al 30 maggio porta all'episodio accaduto al termine della gara di andata, quando i tifosi del Venezia assaltarono i friulani in stazione. I bianconeri, spalleggiati da tifosi del Salisburgo appositamente venuti a dar manforte dall'Austria, avevano risposto con il blocco del treno su cui viaggiavano i tifosi di ritorno a casa dopo la partita. Ci furono 8 arresti e decine di tifosi identificati. Per quell'assalto le indagini sono ancora in corso. I giudici del TAR di Trieste, pur considerando l'ipotesi che l'assalto alla stazione per modalità e dinamiche era stato sicuramente pianificato prima della partita, hanno ritenuto che lo striscione provocatorio abbia caricato ancora di più i tifosi della squadra bianconera, già predisposti alle azioni che portarono ai fatti di Basiliano. Torniamo sulla tragedia sfiorata su queste immagini che hanno fatto il giro d'Italia. Poco dopo le 11 di ieri a Peri di Dolcè, nel Veronese, un ultraleggero con a bordo una coppia di turisti tedeschi di 48 e 45 anni precipitato nei pressi della stazione ferroviaria, prendendo fuoco subito dopo. I 2 turisti, feriti miracolosamente, c'è da dire, in modo non grave, sono riusciti a evitare le fiamme in tempo. Nella caduta il velivolo ha tranciato i cavi di alimentazione elettrica della linea ferroviaria del Brennero. Solo per caso non passava alcun convoglio in quel momento, altrimenti il bilancio dello schianto avrebbe potuto sarebbe stato molto più grave. La circolazione ferroviaria è stata interrotta per oltre un'ora, riaprendo a singhiozzo intorno alle 13. Sul posto, sempre nella giornata di ieri, la Polfer, il suo M118, i vigili del fuoco, personale di RFI e carabinieri. Chiaramente su questo episodio è stato aperto un fascicolo, come avviene sempre in questi casi. Dopo le previsioni contenute nel bollettino del disagio fisico e della qualità dell'aria per la regione del Veneto, emesso da ARPAV questa mattina, in particolare per i giorni 14 e 15, quindi per il giorno di oggi e per domani domenica, nella zona di pianura del Veneto, lo stato di allarme climatico per disagio fisico, valido quindi per 2 giorni, 48 ore. Per segnalazioni e informazioni di ambito sociosanitario è attivo il numero 800 535 535, realizzato con la collaborazione del servizio telesoccorso e telecontrollo. Per segnalazioni di eventuali emergenze di protezione civile è attivo invece il numero verde 800 990 009. Quindi c'è un'allerta un'allerta caldo da questa mattina per 48 ore in tutto il Veneto. Ci sono i numeri che vi ho dato
Stato, in particolare 800 535 535. È un numero e vi saranno date delle indicazioni in ambito socio-sanitario. Vi dicevo prima della storia di Chantal, dopo 12 anni c'è un lieto fine. 12 lunghissimi anni senza mai smettere di cercare la sua piccola Chantal. Andrea Tonello di Vigonza dopo tanti anni ha ritrovato la figlia che a pochi mesi gli era stata portata via dalla madre. Portata in Ungheria, paese d'origine della donna, e poi svanita nel nulla. La polizia italiana, in collaborazione con la polizia ungherese, attivata dal Servizio per la cooperazione internazionale e dall'esperto per la sicurezza a Budapest, è intervenuta qualche giorno fa nella città di Mezzotur in Ungheria e ha ritrovato Chantal, oggi 13enne. La madre, Claudia Ildico Sallai, è stata arrestata perché dal 2003 è destinataria di un mandato di arresto europeo. Ora per padre e figlia inizia un lungo percorso di costruzione di un rapporto. La situazione è estremamente delicata. Ovviamente è un momento che aspettavamo da 13 anni e mezzo, che ci siamo immaginati 1 milione di volte, ma non è mai possibile immaginare poi quello che succede veramente. Era il signor Tonello molto spaventato, chiaramente, molto emozionato, e Chantal era molto spaventata. Non è stato per niente semplice. La situazione è chiaramente molto molto complessa e molto delicata e ci vorrà molto tempo per affrontarla, quindi mi sento di dire che la parte difficile, anche se sembra incredibile, inizia adesso sicuramente. A parlare è Chiara Balbinot, l'avvocata che ha seguito in questi anni Andrea Tonello. Ieri era in Ungheria e insieme all'uomo ha incontrato Chantal durante 3 colloqui protetti. Abbiamo visto Chantal 3 volte nell'arco della giornata, abbiamo avuto 3 incontri. Chiaramente Chantal non può avere ricordi del padre perché aveva 3 mesi quando è stata portata via, e sapeva però dell'esistenza del padre. La cosa complicata è la vita di Chantal in questi 13 anni, perché Chantal purtroppo è vissuta chiusa per 13 anni in casa, e quindi è una bambina molto spaventata. Chantal non parla italiano, non ha ricordi del padre, o meglio ha solo i racconti distorti fatti dalla madre, che nel 2012, dopo una visita ai parenti in Ungheria, non è più tornata in Italia, facendo perdere le sue tracce. Andrea Tonello in questi anni ha ottenuto l'affidamento esclusivo della figlia, ma al momento Chantal è rimasta in Ungheria, vista la situazione molto delicata. Bisogna darle il tempo. Io credo che il signor Tonello abbia avuto il coraggio di fare un grandissimo gesto d'amore, che è stato quello di non costringerla, cosa che lei non voleva in quel momento perché aveva troppa paura, a salire in macchina con noi e a tornare in Italia, ma di lasciarle il tempo di elaborare, di conoscere come e quando vorrà il suo papà, di capire che il suo papà non è quello che le è stato raccontato dalla mamma, ma è un papà che l'ha sempre cercata per 16 anni, che non ha mai smesso di amarla e di sperare. Ed è diventata una protesta dall'eco internazionale, quella del popolo ribattezzato No Bezos. Soltanto ieri sera oltre 200 persone hanno partecipato all'assemblea No Space for Bezos, organizzata in campo San Giacomo a Rialto da movimenti e collettivi che vogliono contestare il matrimonio del magnate statunitense a Venezia, matrimonio che è programmato dal 24 al 26 giugno prossimi. Ricordo, Bezos è il magnate, il patron di Amazon. A questa assemblea c'era il nostro Filippo Fois. Quello che vogliamo fare è effettivamente bloccare, impedire l'accesso a Bezos alla Chiesa della Misericordia, dove andrà l'ultimo giorno del suo matrimonio, perché non possiamo accettare che l'intera città venga completamente svenduta e privatizzata da parte di un miliardario che è uno sfruttatore, che è uno dei capi delle aziende più inquinanti su questo pianeta. A noi dà fastidio l'uso, l'arroganza così sfacciata
e l'uso della nostra città come se fosse un fondale di cartapesta o di vetroresina a Las Vegas. Jeff Bezos verrà per questo matrimonio, tra virgolette, con 5 yacht ormeggiati da Riva degli Schiavoni, Punta della Dogana, Zattere, San Basilio, Marittima, cioè occupa tutto lo skyline della città. E poi le location, ha preso 4 alberghi, 5, non si capisce, tutti i taxi della cooperativa dei taxi, che anche qua non c'è alcun motivo per tenere tutti i taxi a disposizione legati al palo se non la volontà di manifestare potere. Io sono uno di quelle centinaia e quelle migliaia di laboratori, io lavoro nell'ambito della cultura, che non guadagnano niente dalla presenza di Bezos. Questo modello dell'economia dell'evento è solo un modello che, come dire, aumenta la turistificazione della città e non aiuta a riconoscere le nostre professionalità. Avremo bisogno di ben altro, avremo bisogno di paghe migliori e avremo bisogno di essere correttamente contrattualizzati. E questa è una battaglia per la dignità, perché è chiaro, come dice Brugnaro, che porterà qualche soldo a qualcuno, certo, perché dal banchetto dell'imperatore cadrà qualche acino d'uva, cadrà qualche osso sotto al tavolo e come ogni banchetto ci sarà qualcuno che scodinzolando avrà piacere di rosicchiarlo. Venezia, per fortuna, è composta anche da gente che ha una dignità e oggi e ieri e quello che succederà il 28 sarà lì a dimostrarlo. Venezia è ancora abitata da qualcuno che ha una dignità. Da Venezia a Padova, il giorno dopo la festa di Sant'Antonio, migliaia e migliaia i fedeli, una giornata che vi abbiamo raccontato in diretta sulle nostre emittenti. Facciamo un bilancio, la nostra Valentina Visentin con Padre Ramina. Buongiorno dalla Basilica di Sant'Antonio, decisamente meno affollata rispetto a ieri, il grande successo della festa per Sant'Antonio che ha richiamato tantissimi fedeli e pellegrini da tutto il mondo qui a Padova. Facciamo un bilancio di questa giornata con Padre Antonio Ramina. Com'è andata? Una grande soddisfazione e ancora insomma una dimostrazione ulteriore dell'affetto, del tanto affetto per Sant'Antonio. Sì, una festa che continua per la verità, perché è vero che l'affluenza oggi in Basilica è decisamente inferiore a ieri, tuttavia moltissime sono ancora le persone che si avvicinano a Sant'Antonio. Credo che sarà così almeno oggi e domani. Ecco, difficile anche fare un bilancio, nel senso che davvero le esperienze, gli incontri, le persone, le liturgie sono stati davvero numerosi e quindi siamo ancora sommersi da questa sensazione di abbraccio che le persone regalano sempre a Sant'Antonio, forse anche sentendosi abbracciate da lui. Ecco, come al solito il giorno dopo è un giorno in cui si deve dire grazie non solo a tutte le persone che si sono date da fare all'interno della Basilica, ma anche fuori. Ecco, sappiamo che la processione è una macchina molto complessa dal punto di vista organizzativo, eppure si è svolta con grande compostezza, linearità, partecipazione, gioia, e occorre davvero essere grati a tutte le forze dell'ordine, i volontari, le persone che si sono dedicate in modo tale che questo rimanesse un evento di popolo, un evento di preghiera, un evento di famiglia antoniana. È stato un evento che anche per chiedere ancora una volta la pace, perché è vero che durante la tredicina il tema si è riflettuto molto sulla speranza, ma ieri diciamo che la parola predominante e il megafono di Sant'Antonio è stato utilizzato per chiedere in una giornata molto delicata, ancora di più ieri, la pace. Difficile pensare che questa invocazione per la pace arrivi direttamente nel cuore di chi dovrebbe prendersi cura appunto delle sorti dell'umanità, ma noi lo vogliamo sperare. Ecco, credo che la forza della nostra preghiera, la forza della nostra invocazione contribuisca, come dire, a gettare le basi per una cultura all'insegna della pace. Ecco, pregare per la pace potrebbe sembrare superficiale, non lo è nella misura in cui poi noi nella realtà concreta della nostra vita ci dedichiamo a gettare segni e semi di pace.
Grazie Valentina Visentina, grazie a padre Ramina. Abbiamo fatto il bilancio di questa giornata sempre particolare, importante per la città del Santo, e noi ritorniamo alla cronaca, andiamo sui prati di San Michele a Bassano del Grappa, dove tornano a colpire i lupi. 3 pecore sbranate dai lupi l'altra notte, altre 2 la scorsa notte, 5 bestie dilaniate in 24 ore. È successo a San Michele di Bassano, sui terreni di un nostro telespettatore al confine con Varrovina. I predatori hanno agito indisturbati, divorando i poveri animali, le cui carcasse sono state trovate in mattinata dal proprietario. C'è tanto dolore per la loro perdita, ma anche tanta rabbia, perché, ci ha detto fuori dal microfono, si sentono abbandonati dalla politica, da chi avrebbe il dovere di intervenire per tutelare gli allevatori, ma anche i residenti sempre più preoccupati, e proteggere le bestie dai continui attacchi dei lupi sempre più vicini alle abitazioni. Torno su una delle notizie del giorno, la lite tra vicini a Ponte nelle Alpi finita in tragedia. Si continua a indagare senza sosta per capire, per ricostruire l'esatta dinamica che ha portato alla morte di Fabrizio Poncato, 54 anni, che al culmine di questa violenta lite, di questo alterco, è caduto a terra sbattendo violentemente la testa. Quando i sanitari del SUNE 118 sono arrivati in questa abitazione, per l'uomo non c'era più nulla da fare. Al momento, mi confermano ancora da Belluno i colleghi Fabio Fioravanzi e Stefano Bozzi, non ci sono particolari misure adottate. In parole povere, non ci sono arresti e accuse specifiche. Si sta indagando. Quello che sembra certo è che ci fossero dei pesanti dissidi di vicinato tra i due uomini e che appunto uno dei due è caduto battendo la testa e decedendo sul colpo. Così dunque a Ponte nelle Alpi. Allora, io vi ricordo che torniamo fra pochissimo a Conegliano per raccontarvi di questa adunata triveneta che entra nel vivo, già migliaia le presenze. Ci siamo collegati poco fa con Lucio Zanato, torneremo a farlo fra pochissimo, e poi ci sarà una maratona alpina per tutto il pomeriggio fino a tarda sera, soltanto il tempo appunto dei telegiornali dalle 18:30 alle 20:15, e poi appunto l'atmosfera sarà completamente immersiva, con il gran finale previsto sulla scalinata degli Alpini verso le 23, dove si riuniranno, dove confluiranno tutti i cori prima della grande adunata di domani, prevista appunto dal primo mattino con la nostra emittente che entrerà in diretta alle 7:30. Noi siamo pronti a portarvi, non so se già si vedono collegati, siamo pronti a portarvi a Caposile per una bella iniziativa. Ecco, vedo che sono già collegati, sono già pronti, magari possiamo mostrarli. Ecco, saranno i nostri ospiti fra pochissimo, fra un minuto di pubblicità. È un giorno in cui si stanno realizzando tanti sogni a Caposile. A fra poco. Di nuovo in diretta per raccontarvi questo sabato a Nord-Est, caratterizzato, segnato dall'adunata triveneta degli Alpini. Fra poco torneremo a collegarci con Lucio Zanato e con tutti i colleghi a Conegliano, e poi appunto sarà una lunga maratona alpina, ma tante sono le iniziative che segnano il nostro Nord-Est. Una su tutte ci porta a Caposile, dove si stanno realizzando dei bei sogni per l'iniziativa giunta alla terza edizione Amo Volare. Ci colleghiamo, li vedo pronti con gli amici di Caposile, in particolare con Eric Kustacer, che è presidente del club Papere Vagabonde Aviosuperficie Caposile, e Nicola Rossi, presidente del Rotary Club di Jesolo. Buongiorno. Sì, buongiorno, sono Elisabetta e sono al posto del presidente Nicola Rossi, che oggi era possibilitato ad essere qui presente con noi.
come ha detto lei, siamo all'Aviosuperficie Le Papere Vagabonde di Caposile per una giornata particolare. Una giornata particolarissima perché? Perché oggi il Rotary Club di Jesolo, che rappresento qui questa sera, questo pomeriggio, dà l'opportunità a dei ragazzi diversamente abili di provare un'esperienza unica nel suo genere, quella del volo. Grazie appunto ad Eric che ci ha ospitato e a tutto lo staff. Siamo qui oggi per far volare 25 ragazzi con gli ultraleggeri e con l'elicottero. Che cos'è questa? È una giornata prettamente inclusiva e prettamente di divertimento per ragazzi che oggi finalmente esaudiranno un sogno, quello di poter volare e di passare una giornata in leggerezza. In leggerezza in questo clima caldissimo, senza nuvole e con una giornata meravigliosa, accompagnata da tutti gli ospiti del Rotary Club, accompagnata da tutti gli amici del Club Le Papere Vagabonde. Seguirà poi il We Fly Team, che è la pattuglia acrobatica Elisabetta, mi scusi, con delle persone con disabilità che ci faranno un'esibizione alla fine della giornata, e in compagnia del nostro sindaco di Jesolo, del sindaco di San Donà, di Luca Pavanetto. Io posso passare la parola anche al nostro sindaco che spiega un attimo la giornata di oggi. Vi prego di essere brevi, cortesemente. Allora, noi per anche quest'anno siamo qui alle Papere Vagabonde. In realtà siamo in trasferta perché siamo sul territorio di San Donà di Piave del collega Alberto Teso, ma con Rotary Jesolo che da qualche anno ha questa bellissima iniziativa. Grazie a Eric e alle Papere Vagabonde che si mettono a disposizione. Dico soltanto che è bellissimo vedere i ragazzi e le ragazze che salgono e scendono da questi aerei e lo fanno con un sorriso stampato in volto che veramente dà, diciamo, la manifestazione di un territorio inclusivo e che pensa a tutti. È davvero una bella giornata. Passo anche ad Eric la parola, Va bene. che ci ospita. Non c'ho tanto da dire, io rappresento un club che è l'aeroporto di Jesolo sul territorio di San Donà. Noi cerchiamo di fare un binomio che faccia funzionare alla grande questo meccanismo. Ecco, tutto là. Allora, grazie mille, sarò brevissimo. WeFly è qui perché Caposile è la nostra casa, quindi più che orgogliosi di far vedere cosa si può fare anche in carrozzina come piloti, e ridò la parola a Elisabetta. E io ringrazio di cuore il Comune di Jesolo che ci ha patrocinato, le Papere Vagabonde che ci ha ospitato in questa giornata, tutti i soci, gli amici che hanno preso parte a questa giornata, ma per ultimo lascio la parola al sindaco di San Donà, il signor Alberto Teso. Solo due parole: per noi il premio più bello, la giornata più bella è vedere il sorriso di questi ragazzi quando scendono dall'aereo. Credo che sia un'esperienza per loro incantevole, per noi vederli è meraviglioso. Grazie. E noi andiamo a volare adesso. Grazie di cuore, passo la parola, scusatemi per ultimo, ma non per lo voglio lasciare per ultimo, Luca Spavanetto. Beh, allora, Regione Veneto, insieme naturalmente alle amministrazioni, sostiene tutte le associazioni di volontariato, le associazioni che aiutano le persone con disabilità e soprattutto cerca di essere vicina come istituzioni a quelle che sono le esigenze, e quindi penso che questo sia il più grande segnale della filiera che poi cerca di portare un sorriso in più a chi già insomma oggi riesce a rendere forte una vita nonostante le difficoltà di tutti i giorni. Allora, io vi ringrazio davvero, grazie infinite, grazie davvero agli amici dell'Aviosuperficie di Caposile che stanno realizzando tanti sogni. Poi vi mostreremo anche delle immagini, le stanno preparando dalla regia, le immagini di questa giornata davvero particolare a Caposile, perché le iniziative sul territorio a nord-est sono davvero tante e fra poco appunto ritorneremo a Conegliano per la Dunata Triveneta. Prima vi abbiamo portato a Padova per fare il punto della giornata del Santo, ieri la festa di Sant'Antonio che vi abbiamo trasmesso in diretta. Chiaramente grandi eventi che arrivano in giorni difficili, molto difficili sul piano internazionale. Vi do
degli aggiornamenti. L'Iran minaccia Gran Bretagna e Francia, Israele dichiara Gaza fronte secondario della guerra, quindi insomma un conflitto in Medio Oriente che si allarga. Proprio su questi venti di guerra abbiamo interpellato i cittadini di Bassano del Grappa con i nostri colleghi, quindi sentiamo qual è l'umore a Bassano del Grappa. Io spero di poter stare tranquillo. Nessuna preoccupazione diretta o indiretta, magari sui prezzi del petrolio, gas? Mi pare che quelli fanno come vogliono, i prezzi proprio, non lo so. Al momento non è preoccupato? Ma al momento non mi pare che sia la prima situazione un po' precaria, ce ne abbiamo altre accese da più tempo e mi pare che già quelle stanno creando qualche problema, quindi speriamo che si fermano così. È un pericolo per tutti, per noi tutti, perché può scoppiare la guerra mondiale, perché dove si interviene anche l'America siamo a posto là, perché siamo sotto il dominio russo, cinese, hanno occupato tutta l'Africa, perciò purtroppo gli israeliani devono sopravvivere e se non fanno così non vivono. Quindi secondo lei noi siamo un po' in mezzo? Siamo in mezzo purtroppo e facciamo di tutto per non entrare nella guerra e tutto, ma però noi siamo succubi delle grandi potenze che siano americani, cinesi e russi, perciò... È una cosa brutta perché ovviamente non siamo nel XXI secolo e non dovrebbero succedere queste cose. Una preoccupazione magari diretta o indiretta, ad esempio sui prezzi di petrolio e gas? Ma quello è una cosa che alla fine dobbiamo pagare noi, per le loro guerre, per la loro politica. È preoccupata? Sì, abbastanza, però purtroppo non si sospettava questo. Sì, per me è una cosa brutta e speriamo bene. Purtroppo siamo comandati da questi signori alti che non ne frega niente di noi e fanno quello che vogliono e quindi siamo nelle sue mani, purtroppo non siamo noi che decidono tutto loro, quindi non c'è alternativa. Se loro decidono che deve fare una terza guerra mondiale, noi ci siamo dentro e la prendiamo e basta. Siete preoccupate? Sì, certo, molto. Molto. Perché? Può avere conseguenze dirette anche qui? Beh, dirette no, però magari qualche attentato potrebbe scapparci. Poi noi siamo un paese di provincia, magari sulle grandi città è più pericoloso. C'è da tenere presente che siamo alleati con Israele, di conseguenza potremo essere coinvolti anche andando avanti. C'è troppa gente immischiata in un modo o nell'altro. E comunque quella zona lì è sempre stata, come posso dire, fonte di problemi anche per tutto il resto del mondo, insomma, dai tempi dei Romani e di Gesù. Anche prima. E noi adesso passiamo alla politica locale e nazionale, perché ormai il tema del terzo mandato è diventato un tema nazionale che sta infiammando il dibattito all'interno del centrodestra. Come sapete, nei giorni scorsi poi è arrivato a Treviso, anche a Belluno, il generale Vannacci, neo vice segretario della Lega, che di fatto sul terzo mandato è stato poco entusiasta, per non dire raggelante, e attorno a queste parole di Vannacci la Lega è andata in tilt, un vero e proprio cortocircuito, tanto che Massimiliano Fedriga ieri nel corso di un evento a Sacile per le cantine Garbellotto ha detto chiaramente che Vannacci ha parlato a titolo personale. A questo evento c'era anche il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, che come sapete è colonnello meloniano, Lollobrigida che invece di fatto ha confermato l'apertura di Fratelli d'Italia proprio a trattare del terzo mandato. Facciamo il punto.
Prendiamo atto della posizione personale di Vannacci, il Consiglio federale della Lega si è espresso in modo molto chiaro a favore dell'introduzione del terzo mandato. Rientrerebbe quindi nella categoria dei chiunque il generale Roberto Vannacci, neo vice segretario della Lega, che nelle sue visite a Belluno e Treviso mercoledì pomeriggio sul terzo mandato più che tiepido è stato glaciale, dicendo che non è opportuno cambiare le regole in corsa e che una legge ora sarebbe ad personam, parole che hanno suscitato nella Lega veneta e friulana più che un semplice mal di pancia, un'autentica congestione proprio nei giorni in cui si registrano le aperture dei meloniani. Massimiliano Fedriga, che proprio sul terzo mandato ha innescato un braccio di ferro con gli alleati, tiene la linea, isolando di fatto Vannacci. Ha espresso una posizione personale, il Consiglio federale è l'organo supremo e decide le posizioni della Lega insieme al segretario federale. Dopodiché chiunque esprime delle posizioni personali anche in dissonanza rispetto alla linea del partito. Accanto a Fedriga, in occasione delle celebrazioni per i 250 anni della Garbellotto a Sacile, c'è anche Luca Zaia, che evita però accuratamente la polemica diretta. Penso che la questione posta dal presidente Donzelli e poi successivamente anche rilanciata da altri autorevoli esponenti di Fratelli d'Italia vada nella direzione di fare una valutazione di buon senso. Da Treviso cerca un punto di equilibrio, ai limiti però dell'equilibrismo, il vice segretario regionale della Lega. Il generale ha detto che bisognava cambiare la legge prima ed è quello che la Lega ha sempre detto, è da tempo che noi poniamo questo tema. Bene i ripensamenti dell'ultimo minuto e cui speriamo che venga dato seguito, ma rimaniamo concordi insieme al generale Vannacci che sarebbe stato bene farlo prima. L'apertura però è ora, sottolinea Barbisan, ed è qui che bisogna trovare i punti di contatto e agire, e a proposito di aperture sono inequivocabili quelle espresse sempre a Sacile dal colonnello meloniano Francesco Lollobrigida. Diciamo che quando c'è una richiesta di discuterne da parte delle regioni, un dibattito aperto, noi siamo sempre pronti a parlarne. Insomma, nelle ore in cui la Lega registra una frattura, gli alleati confermano disponibilità al dialogo. Paradossi della politica, con Lollobrigida che addirittura dice che una soluzione si troverà anche con Forza Italia, dopo le dichiarazioni shock di Tajani per cui anche Mussolini e Hitler vinsero le elezioni e che la volontà popolare da sola non basta. Non credo che ci sia una indisponibilità a parlare, dopodiché ognuno legittimamente propone e difende le proprie posizioni e si ragiona. Mi sembra che obiettivamente nell'ambito del centrodestra si siano trovati sempre punti di convergenza. Nell'ambito del centrodestra, dice Lollobrigida, si sono sempre trovati punti di convergenza. Staremo a vedere, anche perché il tempo chiaramente stringe. Sulla carta si va a votare tra ottobre e novembre. Certo è che il terzo mandato ormai è diventato un po' il romanzo dell'estate, ma noi torniamo invece al nostro romanzo di oggi, che è un romanzo importante che entrerà nella storia locale, l'adunata triveneta di Conegliano che si sta letteralmente mobilitando. È da una settimana che con Lucio Zanato vi stiamo raccontando l'avvicinamento alla grande adunata. Ormai ci siamo, la città del Cima è pronta, prontissima, e anche Antenna 3 è pronta ad una grande maratona alpina e lo siamo grazie soprattutto al nostro Lucio Zanato, che adesso torna a collegarsi. Lo vedo sullo schermo con Renato Capoia per la parte tecnica. Buongiorno di nuovo Lucio. Buongiorno, siamo qui insieme con Alessandro Cenedese, che voi avete imparato a conoscere perché di fatto è il responsabile logistico di questo raduno triveneto di Conegliano, e siamo nel centro, proprio questo è vero e proprio centro, il fulcro, perché ruota tutto qua, no Alessandro? Il centro, proprio il centro di Conegliano, ecco. Tanto è vero, qui è la scalinata degli Alpini, se vediamo alle mie spalle c'è la cittadella militare da visitare, sulla sinistra c'è il Corte delle Rose, dove lì abbiamo il nostro centro studi, in più un negozio allestito con tutti i nostri gadget che riguarda la nostra Triveneta. Se poi andiamo a Piazza Cima, che è davanti a noi, andiamo sulla sinistra, c'è Palazzo Saccinelli, dove è allestita la mostra dei nostri 30 gruppi da visitare, anche quella da visitare. E poi se invece si supera il Monticano a Ponte San Martino, quindi sempre a due passi, c'è un'altra cosa molto bella da seguire, che è il Museo degli Alpini, che è rinnovato. Che ha anche una particolarità, perché proprio in occasione del raduno triveneto apre l'Armeria.
apre l'Almeria, ma poi c'è una vignetta che un po' è da vedere, lasciamo in suspense. Ecco, e diciamo che per tutti coloro che vogliono venire qui, questi spazi sono visitabili, non è che uno deve prendere appuntamento, biglietti, cose, è tutto visitabile come è nello spirito alpino, cioè raccontare cosa vuol dire essere e avere questo cappello. No, tanto è vero, diceva il nostro direttore del museo che in questi giorni ha avuto delle tantissime presenze di visite che non se l'aspettava. Beh, devo dire che noi lo racconteremo nel corso del pomeriggio, infatti io vi do appuntamento alle 13:30 quando cominceremo il pomeriggio alpino di Antenna 3, costantemente in diretta per raccontarvi le sensazioni, le emozioni, ma anche i luoghi, e quindi andremo anche a vedere il Museo degli Alpini e andremo a vedere perché tantissimi di voi si emozioneranno a rivedere alcune cose perché sono appartenute alla giovinezza. Però prima di restituirti la linea, Cristian, perché poi noi abbiamo 2 o 3 cose di logistica da fare prima delle 13:30, invece per quanto riguarda la logistica, per chi sta arrivando qui, per chi vuole arrivare qui, per chi arriverà qui domani mattina? Allora, noi abbiamo fatto un percorso obbligatorio per i pullman, a parte i camper che sono già arrivati, per le macchine e pulmini che arrivano. Arrivare in via Cesare Battisti, lì sarà l'ingresso del parcheggio, quello grande, poi ne avremo un altro che è lo scalo ferroviario, ma entrando in quel parcheggio lì ci saranno una quindicina di alpini che daranno tutte le indicazioni in maniera tale, perché sappiamo che arriva una marea di pullman e dobbiamo essere veloci. E chi arriva in macchina? E anche abbiamo già praticamente abbiamo creato 2 corsie, una per i pullman dentro all'interno del parcheggio, una corsia per i pullman, una corsia per le autovetture e i pulmini, in maniera tale che non vadano a incrociarsi, a crearsi fastidi tra uno con l'altro. E i pullman arrivano, parcheggiano e creiamo un sistema che arriva i primi 4-5 pullman, poi si prendono la seconda fila e man mano si va avanti, se la terza fila, quarta fila, insomma, organizzato all'alpina. Quinta fila, in maniera tale quindi, che uno se io vengo in macchina devo cercare via Cesare Battisti e poi chiedere agli alpini dove devo andare a parcheggiare. E lì si entra e poi c'è il servizio d'ordine che distribuisce chi va da una parte e chi va dall'altra, in maniera tale di l'entrata che non ma è a pagamento gratuito? No, è tutto gratuito. Degli alpini non si parla mai di soldi, qui è tutto gratuito. Quindi avete capito, se avete intenzione di venire, ricordatevi questa via, il parcheggio è ampio, quindi c'è spazio per tutti e soprattutto con questa organizzazione non seguire, mi raccomando, seguire gli ordini di chi è lì proprio per la logistica. Per la logistica lì in quel momento, perché se qualcuno comincia ad andare per conto suo e poi va a intracciare tutto. Esatto, quindi la cosa importante è questa, così è garantito il divertimento per oggi pomeriggio. Poi vi ricordo, quindi 13:30 collegamento tutto il pomeriggio qui da Conegliano per raccontare il pomeriggio alpino, poi pausa con i telegiornali e poi dalle 20:30 ripartiamo alla grande perché faremo la serata alpina, quindi ancora cori, fanfare, emozioni. Dalle 23 torneremo qui alla scalinata degli alpini perché alle 23:30 è fissato l'appuntamento clou, un evento che non si ripeterà, immagino, perché ci saranno le fanfare e i cori che appartengono alla serata alpina che verranno qui a cantare e a suonare l'inno degli italiani e non solo. Quindi serata tutta, il pomeriggio tutto da vivere dal vivo se potete qui a Conegliano, se non potete con noi, con Antenna 3, e per il momento è tutto, ti restituisco la linea. Grazie davvero Lucio, a te, al tuo ospite, l'alpino cenedese, e Renato Capoia per la parte tecnica. Vi do un flash veloce per quanto riguarda il fatto di Ponte nelle Alpi, l'uomo che appunto è caduto a terra sbattendo violentemente la testa al culmine di una lite con il vicino di casa, un episodio ancora avvolto per certi versi nel mistero per quanto riguarda la dinamica. È stata fissata per le 11 di domani all'ospedale di Belluno l'autopsia su Fabrizio Poncato, 54 anni, morto la scorsa notte a Soccherra. Grazie Tony per le immagini. La dinamica della tragedia pare chiarita ed è in sostanza l'esito di una lite tra vicini di casa. Poncato sarebbe caduto a terra, riferisce l'ANSA, violentemente nel corso della zuffa con il vicino battendo la testa, ed è deceduto all'istante prima che i sanitari del SUEM 118 potessero tentare una rianimazione. La salma, quindi diciamo, è la dinamica che è emersa fin dall'inizio, la salma di Poncato, quindi di fatto sembra
sembra allontanarsi lo spettro di un gesto volontario. La salma di Poncato è stata trasferita all'obitorio su disposizione del procuratore della Repubblica di Belluno Massimo De Bortoli. L'esame autoptico sarà eseguito dal medico legale Antonello Cirnelli. Così dunque per quanto concerne i fatti di Soccherra in comune di Ponte nelle Alpi. Noi ritorniamo alla politica o comunque al costume, ai temi del costume, perché in questi giorni in Veneto e nella Marca trevigiana c'è il principe Emanuele Filiberto di Savoia, che nelle scorse ore ha fatto visita anche al sindaco di Treviso Mario Conte. Le motivazioni di questa visita sono doppie. La prima motivazione è, come ogni anno faccio le visite alle delegazioni degli ordini dinastici di Casa Savoia, dove ogni anno facciamo qua diciamo in provincia facciamo una cena di beneficenza, e dove l'anno scorso abbiamo potuto iniziare un progetto che si chiama Salvavita, dove abbiamo regalato dei defibrillatori nelle piazze dei piccoli centri, e continueremo questa bella iniziativa. E poi c'è un'altra motivazione, che con le guardie d'onore alle reali tombe del Pantheon, che è diciamo la parte più culturale, dove andremo per i 90 anni dell'aeroporto di Treviso. La festa per i 90 anni dell'aeroporto militare di Canizzano, ma anche la visita al sindaco Mario Conte, al presidente della provincia Stefano Marcon, non senza aver assaggiato le prelibatezze del territorio in una gastronomia cittadina, godendo dell'accoglienza di persone e territorio. Per il momento bellissimo, a me fa sempre molto piacere essere qua e venire qua, e devo dire che c'è sempre una bellissima accoglienza. Ma sa, io adesso qualche volta pensano che la mia visita siano delle visite o politiche o di rivendicazione o di cose. La mia è una visita storica, una visita culturale e una visita di beneficenza ad un italiano che ama il suo paese e che vuole approfittarne e ne vuole fare approfittare anche gli altri. Dunque queste sono le mie motivazioni. E poi tappa al monumento del Milite Ignoto, inaugurato proprio dal principe lo scorso anno a giugno 2024 al Sacrario Militare, all'ossario del Montello di Nervesa della Battaglia, e anche una visita ufficiale al Tempio Canoviano e alla Gipsoteca di Possagno. 72 ore intensissime per il principe Emanuele Filiberto, che si concluderanno con l'inaugurazione del defibrillatore donato dagli ordini dinastici ai comuni di Nervesa della Battaglia ed Arcade. E per finire una cena di gala di beneficenza presso l'hotel Villa Corner della Regina di Vedelago, per raccogliere nuovi fondi che saranno investiti in nuovi strumenti salvavita che saranno donati il prossimo anno. E la politica? Il principe ha le idee chiarissime. Lasciamo la politica ai politici. Così Emanuele Filiberto a Treviso. Noi ritorniamo in diretta fra un minuto esatto. Di nuovo in diretta, ci diamo ancora 10 minuti di tempo per percorrere i principali fatti di cronaca a nord-est, prima di dare la linea a Conegliano alla grande maratona alpina che segnerà questo fine settimana sulla nostra emittente. La cronaca, perché i fatti sono tanti e i fatti ci portano a Oderzo. Ritorniamo sul fatto di ieri, sul 31enne migrante arrestato dopo una tentata violenza sessuale al parco pubblico. Aveva collezionato, come sapete, reati e contestazioni numerosissime, aveva seminato letteralmente il panico nel centro Pitergino, un soggetto noto, pericoloso, con la sindaca di Oderzo Scardellato che dice l'accoglienza va rivista completamente. La mia preoccupazione era, come si vede, si sente tante volte, che uno va fuori di testa completamente e compie il gesto estremo. E io l'ho visto qualche volta schizzare, dico magari con la prima persona non l'ha aggredita, ma arriva alla seconda e aggredisce la seconda. Non è che dobbiamo aspettare che uno ammazzi qualcuno per capire che è pericoloso, bisogna fermarsi prima.
Una bomba pronta a esplodere che ormai stava seminando il panico nel cuore di Oderzo, accumulando un rosario di contestazioni e reati che l'hanno portato dritto in carcere. È qui a Santabona che adesso si trova Mohamed Diarra, 31 anni, cittadino del Mali, migrante regolare, sembra sotto protezione speciale, inizialmente ospitato al centro di accoglienza dell'ex caserma Zanusso, diventato poi un senza fissa dimora. L'ultimo episodio riguarda una ragazza che appunto si trovava nel parco e che è stata avvicinata da questo soggetto, il quale con una scusa le ha chiesto una sigaretta, poi al suo rifiuto ha avuto una reazione scomposta e in un certo momento l'avrebbe anche minacciata con un coltello per avere un rapporto sessuale. Chiaramente la ragazza poi è fuggita ed è riuscita a mettersi in salvo. Un tentativo di stupro dunque nel parco di Cadiedo, sul retro del municipio, vittima una 27enne di origini pugliesi, fatto preceduto qualche giorno prima da un'aggressione nei confronti di una ragazzina non ancora sedicenne, poco distante dalla pizzeria Quattro Cantoni in pieno centro. Prima le ha sottratto un accendino, poi le ha avvicinato la fiamma all'orecchio minacciandola. Non fatti isolati, come sanno bene commercianti ed esercenti del centro, nel mirino quasi sempre giovani donne. I toni si stavano alzando, le segnalazioni moltiplicando. Magari per ragazzi come me neanche tanto, perché magari girano in gruppetto, però lui più che altro puntava le ragazzine quando le vedevo anche da sole, perché io so che la ragazzina qua davanti al tabacchino che è stata minacciata era da sola al momento e aveva 16 anni, quindi sì, normale che si trovi un po' impaurita. Andava in cerca proprio di determinate persone, andava a colpo sicuro, diciamo, ecco così. Da quello che so io, dopo sai, sono voci di, chiamiamole corridoio, so che si drogava, quindi magari anche un po' indotto a quello, sai, l'alterazione, poi comunque io lo vedevo sempre vagabondare, fare un po' di casini qua e là. A inizio giugno il 31enne era stato denunciato anche per il reato di invasione, facendosi trovare abusivamente in alcuni locali dismessi del comune all'ex Zanusso. Un soggetto noto, Mohamed Diarra, la stessa sindaca in passato aveva effettuato dei TSO, anche il comune lo aveva supportato, ma la questione, dice Scardellato, che ringrazia gli uomini della tenenza per quello che definisce un triste epilogo, sta a monte. L'accoglienza è possibile se i numeri sono limitati, se i numeri sono infiniti e se non è controllato il flusso, l'accoglienza è impossibile, lo dico da sempre e i fatti lo dimostrano, perché vorrei sapere di questa persona se tutti quelli che parlano di accoglienza si sono occupati e se hanno trovato soluzioni. In tanti a Oderzo sono i cittadini, i negozianti che chiedono il rimpatrio immediato di questo soggetto. Lavarsi i piedi in un luogo pubblico che non è un bar, diciamo sì, dà fastidio, dà assolutamente fastidio. Mi ha rubato lo spazzolino da denti. Persona non simpatica, pericolosa alla fine. Da noi ha sempre cercato di ottenere dei prodotti gratuitamente. Andrea Pece, come tanti esercenti in zona, ben conosceva il 31enne maliano arrestato per tentata violenza sessuale, era stato anche nel suo negozio di sigarette elettroniche. Da tempo l'uomo si muoveva ai limiti della legalità nelle strade del centro pitergino. Qui siamo tra via Umberto I e la piazza principale, una presenza fissa, quella di Mohamed Diarra, diventata con il tempo inquietante. Da noi è entrato 2 volte e gli abbiamo chiesto di uscire ed è uscito, quindi non ha fatto alcunché. Però ho sentito più di qualcuno, anche in via, che ha avuto delle pesanti molestie e so che ha sporto anche denuncia proprio perché infastidiva parecchio, entrava soprattutto quando magari il negozio era vuoto e c'era solo la proprietaria, e l'ha infastidita. Il dibattito è anche politico. Restituire al paese di origine questa pericolosa risorsa tuona dalla Lega Alberto Villanova, ma il tema è sentito anche tra i residenti. Come mamma di una 17enne, insomma, ho paura a far uscire mia figlia, però non si possono neanche tenere su una campana di vetro, perciò si spera sempre che insomma, ci sia un po' più di controllo da parte delle forze dell'ordine, ma ben venga che adesso sia stato messo in sicurezza, però insomma non è semplice vivere con questi soggetti che girano liberi. È una situazione di degrado che sta coinvolgendo non solo
il nostro Veneto, ma anche altre città, Milano in primis, ci sono delle guerre. Chi non è regolare, non si comporta regolarmente, ritengo che sia doveroso rimpatriarlo. Beh, io direi di rimpatriarlo. Se è una persona che crea problemi e non è in grado di integrarsi con la società, è giusto che non faccia parte della società. Secondo me rimpatriarlo sarebbe la cosa più giusta, uno per la sicurezza dei cittadini, per la sicurezza delle persone, ma soprattutto dei ragazzi e delle ragazzine magari che frequentano il parco, che vogliono fare una passeggiata o solo anche il parlare, ridere, scherzare nel parchetto e star tranquilli magari. La questione alberi a Venezia tra Laguna e terraferma dopo i fatti, la strage sfiorata di Piazzale Roma con quell'albero caduto su un gruppo di turisti, chiede l'intervento del Comune di Venezia, un residente del quartiere San Teodoro di Mestre, dove l'inclinazione di due alberi che si trovano di fronte al suo condominio inizia a destare parecchia preoccupazione. In questi tempi che andiamo avanti con queste bufere, adesso questo autunno viene una bufera grande, questo qui si alza e fa così, e va di là, e inonda di foglie e di danni il condominio qui. Silvano Tabalà abita in quartiere San Teodoro praticamente da sempre e si può dire che quei due grossi alberi accanto al suo condominio, a 2 passi da Viale San Marco, li abbia letteralmente visti crescere. Ma da diverso tempo la loro crescita ha preso una direzione per cui il suo sguardo è sempre più preoccupato. Questo albero qui va a finire quasi sulla strada, sull'altezza, perché lei guardi che altezza che è. E tutte le chiome fanno peso sulla struttura e premono dove? Qui. Il timore di Silvano non è solo per il rischio di un eventuale cedimento degli alberi, è anche per le conseguenze che comporta avere 2 pioppi così grossi davanti al palazzo. Non è possibile vedere il sole qui, niente da fare. In cucina noi altri abbiamo solamente la luce e basta, perché è buio. E poi le foglie che finiscono sopra i pluviali, sovrastano il caseggiato, non c'è niente da fare, dobbiamo chiamare in via amichevole qualche muratore, qualcosa che viene là, una giornata e puliscono i pluviali in modo che l'acqua scorra. È un periodo in cui di gestione del verde pubblico si parla molto tra Venezia e Mestre. Silvano è tra coloro che le piante le apprezzano, finché però non hanno conseguenze negative. Noi ci battiamo perché questi alberi qui vengono abbattuti e mettere nelle piante. Il comune deve fare quello che deve fare. Intanto al Lido di Venezia si è staccato un ramo pesantissimo da un albero, così in via Malamocco. Ancora paura al Lido di Venezia, un nuovo allarme per la manutenzione del verde pubblico. Un grosso e pesante ramo di albero si è staccato improvvisamente nel corso ore, schiantandosi al suolo in assenza di vento e in normali condizioni meteo. Il ramo, pesantissimo, ha ostruito tutta la pista ciclabile e una parte del marciapiede, come siamo in grado di mostrarvi in queste immagini in esclusiva. È successo in via Malamocco, pochi metri dopo Piazzale La Fontaine, tra la zona di Cabianca e quella delle Terre Perse. Per fortuna, in orario notturno, alle prime luci dell'alba, nessuno stava transitando in quel momento nella zona, altrimenti sarebbe stata un'altra tragedia. Così il capogruppo del Partito Democratico nella municipalità del Lido e Pellestrina, Danny Carella. Il Lido e anche Pellestrina sono 2 isole ricche di verde, ricche anche di verde pubblico. È un verde pubblico storico, al Lido alcuni alberi hanno decine e decine di anni e per cui hanno necessità di essere costantemente monitorati e costantemente curati. Prima l'albero colorato a Piazzale Roma lo scorso 2 giugno, poi quello caduto al Lido in via Lepanto. Ora questo nuovo episodio, certamente per il verde pubblico in città, non è un momento molto fortunato e richiama delle analisi. La reazione a eventuali cadute accidentali o dovute a mancata cura di qualche alberatura non può certo essere quella di tagli indiscriminati, ma deve essere quella di aumentare il personale che si occupa del monitoraggio di queste piante.
Dopo il crollo di quest'ultimo ramo sono intervenuti sul posto i pompieri e gli addetti al verde pubblico. Quest'ultimi hanno anche tagliato un altro ramo proprio di fronte a quello che era precipitato. Va fatto un lavoro serio e un aumento dell'attenzione è necessaria alla luce di tutto quello che è successo. È evidente che quella è una prova che non bastava l'attenzione che veniva data a queste alberature, ne va data di più. Questa sera torneremo sulla tragedia costata la vita in superstrada pedemontana veneta Filippo Piccolotto, 20 anni appena di Asolo, lo scontro che ha coinvolto la sua auto. Siamo ad Asolo e Masera dove la famiglia Piccolotto viveva. Questa sera chiaramente torneremo su questo ennesimo dramma sulle strade. Poi a Vicenza, arrestato dai carabinieri un uomo domiciliato a Padova accusato di essere il responsabile di violenza sessuale nei confronti di una sedicenne, un incontro che doveva essere romantico, poi trasformatosi in un vero e proprio incubo. Sempre a Venezia, la tragedia in montagna ieri che è costata la vita a una donna di 72 anni, Maria Straniero, per tutti Mabi, che si trovava in Val di Zoldo per una vacanza. La staccionata sulla quale si era seduta per riposarsi è ceduta e per lei non c'è stato nulla da fare. Abbattuto violentemente a terra. Torniamo poi ovviamente anche sull'episodio di Ponte nelle Alpi a Soccher, questa lite tra vicini di casa che è diventata una tragedia, con Fabrizio Poncato, 54 anni, che è caduto e abbattuto alla testa. Domani l'autopsia in ospedale al San Martino di Belluno alle 11 per chiarire ovviamente l'intera dinamica. E vi ricordo che tra oggi e domani in tutto il Veneto 48 ore di allerta caldo, c'è un numero attivo, il numero verde 800 535 535, realizzato con la collaborazione del servizio Telesoccorso e Telecontrollo. Noi entriamo in diretta con i telegiornali alle 18:30, ma prima ovviamente c'è la maratona alpina. Quindi subito dopo la sigla e il meteo, il lungo pomeriggio degli alpini a Conegliano, la grandissima festa che vi racconteremo passo passo in diretta fino a questa sera, tarda serata, quando ci sarà il grande coro sulla scalinata degli alpini, e poi domani di nuovo in diretta dalle 7:30 puntuali, tutta la giornata degli alpini a Conegliano, con la possibilità di mandarci i vostri messaggi. Quindi un weekend davvero da non perdere qui su Antenna 3. Per il momento è tutto, grazie alla regia, grazie a Tony Esposito e Antonio Paul, grazie davvero, grazie a tutti voi per la cortese attenzione. Buon proseguimento.